amici di Sicilia Magazine, ci troviamo a Gagliano Castelferrato perché si tiene una kermesse culinaria importantissima, la sagra della mostarda di fico d'India. Io qua ce l'ho in mano, io direi quasi quasi che ora ce l'andiamo a mangiare e l'andiamo a assaporare tutti insieme. Professore, non riusciamo a fare sentire l'odore, però vogliamo fare immaginare ai telespettatori cosa sta succedendo in questo momento qua dietro. È un prodotto molto semplice, realizzato semplicemente con succo di fichi d'India, con un addensante che è la semola rimacinata di grano duro del territorio e poi una pioggia di mandorle tostate. E riusciamo a fornire con questa semplicità di ingredienti un prodotto al cucchiaio veramente unico, veramente caratteristico di questo territorio. Grandissima affluenza per questa 33esima sagra della mostarda di fico d'India. Insomma, sta andando tutto bene in questa mattinata. Sì, sta andando tutto bene. In realtà lo sforzo organizzativo è stato enorme. Volevamo questo e molto altro ancora in queste 2 giornate ci aspetta, con la speranza che tutto possa concludersi nel migliore dei modi. Il resto è tutta una serie di eventi a cornice appunto di quella che è la regina della manifestazione, con il clou questa sera con il nostro diciamo compaesano, lo chiamiamo così, Giovanni Vernia, che farà show questa sera, a seguire un importante DJ set che è Luigi Mastroianni, tutta una serie di eventi a cornice che prevedono la visita al nostro castello, al nostro museo. È una bella vetrina, questo volevamo e questo stiamo riuscendo a ottenere. Mi auguro che tutto riesca al meglio fino a domani sera e che tutti, e vedo le tantissime persone, mi dicono praticamente sono presenti più di 30 camper, e per noi è motivo di orgoglio, perché se una sagra si fa in un paese come il nostro che ha tanto potenziale, lo si fa affinché ovviamente quel potenziale possa essere espresso in tutte le proprie componenti, per riuscire a darci delle opportunità e rendere anche noi più orgogliosi e fieri di calcare questo territorio che sicuramente è pieno di tantissime cose da poter esprimere e da poter proporre. Noi siamo 2 fratelli, abbiamo creato questa azienda oramai trentennale, l'azienda è nata nel 1995. Noi abbiamo avuto la lungimiranza nel tempo di diversificare un po' il prodotto e oggi, a parte il miele, comunque valorizziamo i prodotti locali, quali la frutta secca locale, con prodotti a base di frutta secca, quali il pistacchio, le nocciole dei nebrodi e le mandorle. Sono tutti pesti a patè, sono oltre 23 gusti, ci sono dai pesti più classici a quelli più particolari. La nostra azienda nasce nel 2011 dalla voglia di fare imprese e anche dalla voglia di utilizzare materie prime fresche e di qualità. C'è il fico d'India, visto che stiamo parlando di mostarde e di fichi d'India, c'è il liquore di fico d'India, poi c'è anche il liquore di pistacchio, la crema di limone, il jersey, vari gusti, sempre dipende poi i gusti della gente. Poi abbiamo appunto i nostri formaggi tipici e una serie comunque di prodotti che produciamo noi dalla nostra azienda agricola. Allora, noi siamo un frantoio da tradizione, io sono uno dei 3 fratelli che gestisce un'azienda di famiglia e stiamo cercando di valorizzare il nostro prodotto di nicchia, stiamo già esportando in tutta Europa. Allora, noi nella nostra azienda trasformiamo sia il fico d'India che le mandorle e il vino cotto di fico d'India, che viene usato sia per i dolci che anche come un prodotto naturale. C'è vocale qua da quelle masticcellerie nostre, vocale, zappolla e di mare. E poi abbiamo fatto dei ceci con le cotene qua per... Un perfetto pranzo per una sagra autunnale. Partecipare, cerchiamo di partecipare.